sottosegretario, ancora grazie nuovamente alla sfida dell'IPS e il suo futuro. Come lei ha accennato negli punti del suo intervento, l'IPS fa un grande lavoro con i governi particolarmente europei del nord e naturalmente del sud. Voglio informarvi a voi che una parte dei rappresentanti dei governi del sud è venuto per la nostra riunione, non è qua con noi in questo momento perché stanno svolgendo una riunione parallela dell'ambasciata del Brasile per discutere future strategie di comunicazione dei paesi emergenti e quale può essere il ruolo del PS. E loro si collegheranno con noi nella seconda parte di questa riunione da questo giorno. Secondo, vorrei chiedere scusa che nel mio intervenuto ai diversi attori di questa riunione non ho dato il benvenuto allo staff dell'IPS che è venuto da diverse parti del mondo, perché il sottosegretario segnalava il ruolo dell'IPS e l'IPS è un corpo collettivo di un gruppo di giornalisti che hanno questa lungimiranza e che sono qua con noi e che si troveranno con voi durante tutta la giornata. E voglio dare pure il benvenuto al settore privato internazionale che sta svolgendo i primi passi con noi per fare delle sinergie future operative attorno ai temi della responsabilità corporativa e sociale. Secondo, vorrei informarvi che vedete stiamo trasmettendo streaming, tutto questo evento lo trasmetteremo, lo troveranno chi è qua oggi, chi è in tante parti del mondo attraverso il nostro sito www.ips.org e sarà già per i prossimi giorni fisso dentro della nostra prospettiva, della nostra strategia da fare nell'area di immagine e televisione. Finalmente vorrei dirvi, per quelli che non lo conoscono, in genere noi organizziamo queste riunioni annuali un anno in Italia, lo vediamo nel nostro headquarter, e un anno in uno dei paesi ONUS dell'IPS. L'anno scorso abbiamo svolto in Olanda e Gaia con il supporto del governo olandese e del Oxfam Nobel, e i temi in parte di quelli che discuteremo oggi spero che siano uno dei temi di discussione del prossimo anno. Ancora non abbiamo deciso formalmente dove si farà la riunione del prossimo anno perché lo decideranno i nostri supporters domani mattina, come si diranno in forma privata, però speriamo, come ce l'hanno proposto i nostri amici del governo della Spagna, di trovarci l'anno prossimo in Spagna per avanzare parte di queste riflessioni. E allora darei la parola per concludere questo atto di apertura al nostro vicepresidente Margarita.